Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sopra i 90 anni in Friuli Venezia Giulia ha prenotato la vaccinazione anti-Covid solo il 49% degli aventi diritto e da domani mattina verranno aperte le vaccinazioni dedicate le agende per le vaccinazioni dedicate agli over 80 e vulnerabili a Codroipo, dove alle 9 del mattino di mercoledì 14 aprile l'obiettivo è raggiungere circa 1 migliaio di vaccinazioni. La Regione sta lavorando all'obiettivo di una maggiore copertura delle categorie prioritarie e a tal proposito mercoledì 14 aprile verrà aperta la tecnostruttura di Codroipo per una seduta di vaccinazione dedicata agli over 80 e a vulnerabili. A renderlo noto il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, spiegando che sopra i 90 anni in Friuli Venezia Giulia ha prenotato solo il 49% degli aventi diritto, una percentuale che si alza al 72% nella fascia tra gli 80 e 89 anni, ma che dobbiamo riuscire ad incrementare a breve. A tal proposito verranno organizzate ulteriori giornate nei punti vaccinali sull'intero territorio nei prossimi giorni. I nostri conti dicono che sono circa 3.500 persone prenotate che non hanno avuto la prima dose, quindi è chiaro che quelle 3.500 persone vedranno bloccata la prenotazione, ci sarà una riprenotazione in funzione a questo punto dell'età ed è evidente che quei 3.500 posti dovranno essere coperti coerentemente con coloro che rientrano nelle categorie ammesse che a questo punto guardano alla priorità principale, che sono gli over 80, a tutta la categoria delle persone vulnerabili e dei fragili, ai quali si aggiungono i caregiver, i familiari e i conviventi, e dietro a questo si prosegue con l'età. Continua anche l'impegno per le vaccinazioni a domicilio per questa fascia di popolazione. ASUFC ha realizzato finora 1.500 vaccinazioni di prime dose e sta procedendo ai richiami. Stop ai vaccini agli insegnanti e al personale della scuola che ancora non hanno ricevuto la prima dose, anche se già prenotati, per dare priorità agli over 80. In Friuli Venezia Giulia gran parte del personale è già stato vaccinato, ma domani ci sarà un incontro dei sindacati con il Ministro dell'Istruzione per fare chiarezza sulle disposizioni di queste ultime ore. A livello nazionale sono ancora quasi 400.000 le persone non vaccinate che rientrano nella categoria del personale scolastico. Ci sono regioni in cui quasi tutto il personale ha ricevuto almeno una dose. In Friuli Venezia Giulia sono l'88% dei prenotati. Sarebbe fuori a tuttora solamente un 10%. La seconda dose a chi ha ricevuto la prima viene comunque garantita. Noi sappiamo che la maggior parte del personale è stato vaccinato con AstraZeneca e quindi i tempi sono anche più distesi da poter programmare la vaccinazione completa, quindi anche la seconda dose. Domani mattina i sindacati incontreranno il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. A questo incontro sarà presente anche un medico designato dalla struttura del commissario straordinario che farà un po' il punto della situazione, legato non solo al fatto che una parte del personale rimane fuori, ma anche a qualche dubbio e perplessità rispetto alla seconda dose di vaccino, se sarà AstraZeneca, se può essere altro vaccino. Comunque l'importante è che domani, dopo questo incontro, al personale della scuola si potranno dare e fornire indicazioni molto più chiare. E domani a Trieste il governatore Fedriga e il suo vice Riccardi presenteranno alla stampa alle 11:30 l'applicazione web e mobile che consentirà ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di prenotare la vaccinazione anti-Covid. Da domani la nostra regione torna arancione, l'andamento dell'epidemia delle ultime settimane apre spiragli per la zona per il passaggio in giallo, ma non prima di fine mese. Intanto domani frequenteranno le lezioni in presenza tra medie e superiori 45.000 studenti in più rispetto alle ultime settimane. Ieri sera il presidente Fedriga ha firmato l'ordinanza sul trasporto pubblico locale, sono state previste 700 corse aggiuntive in più al giorno. Lunedì tornano in classe in presenza gli alunni di seconda e terza media e la metà degli studenti delle superiori. I piccolini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, assieme ai bambini delle primarie e ai ragazzini di prima media, erano rientrati mercoledì scorso al termine delle vacanze di Pasqua. La didattica a distanza per tutti era iniziata il 15 marzo con l'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona rossa.
Di fatto, con lunedì, al passaggio in zona arancione, ci saranno 45.000 ragazzi in più in aula rispetto alle ultime settimane. 20.000, ha fatto sapere l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen, sono gli studenti che frequentano la seconda e la terza media, mentre gli studenti delle scuole superiori che faranno didattica in presenza sono 25.000, la metà del totale. I singoli istituti si organizzano in autonomia per stabilire la percentuale esatta e adottano le formule che ritengono più idonee allo svolgimento delle attività didattiche. Proprio a fronte di questi nuovi numeri, da lunedì ripartono anche 700 corse aggiuntive giornaliere del trasporto pubblico locale. Ieri sera il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha firmato l'ordinanza che dispone la ripresa dei servizi di trasporto nella configurazione già attuata dal 1° febbraio scorso. I mezzi circoleranno con la limitazione del 50% della capienza. I servizi ordinari sono integrati sia con ulteriori corse svolte direttamente dalle 4 aziende consorziate nella TPL FVG Scarl, il nuovo gestore dei servizi TPL Gomma, nonché dai vettori ferroviari 2, sia con 130 autobus da noleggio, per un totale di oltre 700 corse giornaliere in più. I dati dei contagi di oggi: su 3.723 tamponi molecolari sono stati rilevati 172 nuove positività con una percentuale del 4,62%. Sono inoltre 1.186 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 36 casi, 3,04%. I decessi registrati sono 12. I ricoveri in terapia restano 75, mentre quelli in altri reparti salgono a 519, 3 in più rispetto a ieri. E il giorno dopo l'incontro avvenuto tra il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia e i dirigenti delle aziende sanitarie regionali e la delegazione dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri, oggi a parlare il segretario del Partito Democratico Cristiano Sciauli, che ha commentato la differenza di visioni e versioni, non trattenendosi da accuse pesanti e parallelismi gravi. Quali sono i numeri reali nelle terapie intensive del Friuli-Venezia Giulia? Al momento ci sono due versioni totalmente contrastanti, dice Sciauli. La prima è quella dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri, che sottolinea come i posti letto di Gorizia e Palmanova non siano in realtà ancora codificati come tali nei bollettini giornalieri forniti dalla Protezione Civile, pur trattandosi di veri e propri posti letto intensivi. La seconda versione è quella ufficiale, fornita dai vertici della sanità locale, che nell'incontro tenutosi ieri nella sede della Protezione Civile hanno replicato al sindacato, confermando la correttezza dei dati comunicati a stampa e cittadinanza. Due versioni che lasciano un dubbio amletico su quali siano i dati reali, commenta Sciauli. Da una parte la denuncia dei medici in prima linea, impegnati da oltre un anno a combattere il Covid, tra straordinari e malati gravi; dall'altro lato i numeri istituzionali forniti dai dirigenti sanitari alla Protezione Civile e alla politica, conclude Sciauli. E a livello nazionale si inizia a ragionare sul cronoprogramma delle ripartenze tra fine aprile e inizio maggio per i territori con numeri da zona gialla. In questa direzione si muove anche il Friuli-Venezia Giulia. Il monitoraggio della cabina di regia del 16 aprile fornirà il quadro aggiornato. Dal 20 governo e regioni inizieranno a confrontarsi su come procedere. I dati del report del 23 aprile daranno indicazioni per il nuovo decreto che conterà la mappa per le riaperture comunque graduali. Si dovrebbe partire con i ristoranti aperti a pranzo per procedere con cinema, teatri e musei, poi dovrebbe toccare ai bar e alle palestre, cominciando dalle lezioni individuali, e le palestre dunque potrebbero essere le ultime ad aprire, cominciando da lezioni individuali, una decisione che trova contrari i lavoratori del settore. È impossibile un'apertura a livello singolo, aumentano così solo problemi e debiti. Queste le parole di Roberto Bolelli, delegato regionale dell'Associazione Nazionale Impianti Fitness e Sport. Rimaniamo basiti da una situazione come questa. È impensabile per dei centri che sono strutturati per tenere decine e decine di persone contemporaneamente. Faccio un esempio: una piscina che normalmente ha dei costi di gestione altissima, che possa essere riaperta effettivamente per tenere dentro una persona alla volta. È impossibile fare una cosa di questo tipo. Siamo sempre rimasti fortemente contrari a questo discorso delle aperture a livello
singolo, anche se, ripeto, bisognerebbe capire specificatamente che cosa il governo, che cosa il Comitato Tecnico Scientifico, diciamo, pensa di attuare. Quello che noi auspichiamo è una riapertura, ovviamente contingentata nel senso di attenzione massima a quelli che sono i protocolli di sicurezza, come abbiamo sempre tentato di far capire al Comitato Tecnico scientifico, ma questo tipo di apertura così non farebbe altro che aumentare i debiti di quello, rispetto a quello che abbiamo già purtroppo avuto in questo periodo di tempo. La cronaca litiga con i vicini, li minaccia con un'ascia con una pietra appuntita e finisce in manette. È successo a Pasian di Prato, l'uomo aveva acceso un fuoco in giardino, all'arrivo dei carabinieri ha cercato di aggredirli ed è stato arrestato. Si tratta di un cittadino albanese di 46 anni con precedenti di polizia regolare sul territorio italiano. E i carabinieri ieri hanno identificato dei migranti, prima un gruppo a Riesutta e poi un secondo gruppo a Moggio Udinese. La stazione dei carabinieri locale ha rintracciato 3 cittadini somali che stavano percorrendo a piedi la statale nel tratto di Viale Udine. Al termine dell'operazione 3 migranti sono stati trasferiti nella ex caserma Cavarzerani. Circa 2 ore dopo i carabinieri di Tarvisio sono stati attivati per la presenza nel centro abitato di Moggio Udinese di altre 4 persone straniere. A Udine cerimonia in ricordo dei 29 partigiani fucilati dall'SS in via Spalato nel cortile del carcere. Il 9 aprile del 1945 la brutale esecuzione di massa di Osovani e Garibaldini. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di commemorazione davanti alla lapide posta sul muro esterno della casa circondariale di via Spalato. Una cerimonia che a causa della pandemia si è svolta in forma ristretta. Ad intervenire sono stati tra gli altri il sindaco di Udine Pietro Fontanini e Antonella Lestani, presidente della sezione ANPI città di Udine. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in vigore dalle 8 di domani alle 12 di martedì 13 aprile. Tra oggi e martedì mattina passeranno sulla regione 2 fronti che porteranno precipitazioni anche molto intense. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. L'informazione tornerà domani mattina in diretta con Ore 7. Grazie per l'attenzione e buona serata.